2 Udine vince gara 5 contro Scafati e si qualifica per la finale promozione che vale la Serie A al termine di una appassionante partita al Palacarnera terminata 73-70. Dopo un primo quarto dominato dagli ospiti, complice la grande imprecisione dei friulani, Udine è tornata sotto con Pellegrino e soprattutto con Johnson. Alla fine il miglior marcatore dell'incontro con 24 punti. All'intervallo lungo gli uomini di Boniciolli sono arrivati con un punto di vantaggio. A metà dell'ultimo quarto il massimo vantaggio per i padroni di casa, più 9, poi però Scafati si è riportata sotto grazie anche all'ottima prova di Games. Concitato il finale, con Scafati capace di arrivare a 2 lunghezze dal pareggio e Udine brava a tenere i nervi saldi e a non sbagliare i tiri liberi e i giochi decisivi. Per gli uomini di Boniciolli pochissimo tempo per far festa, già programmata la finale che vale un posto in Serie A, domenica prossima al Pala Barbuto la prima sfida contro Napoli che in semifinale ha eliminato Tortona. E il coach dell'Apu mette subito in guardia gli avversari. Non saremo un avversario semplice. Vediamo. Oggi abbiamo avuto Domenic Johnson di nuovo ai suoi livelli, ma tutti, come avevo detto nello spogliatoio prima della partita, tutti hanno dato quello che dovevano dare. Anche Nazareno Italiano che ha giocato una partita pochi minuti anche per i falli, poi ha fatto una bomba importantissima. Giuri sulla stanchezza, Amato non poteva giocare, abbiamo rischiato, quindi avevamo una rotazione di playmaker più corta del solito. Skinner, come al solito, chiamato all'appello, ha risposto positivamente, quindi siamo molto contenti, ma abbiamo ancora da fare un lavoro. Per finirlo e per essere veramente contenti dobbiamo battere in finale una squadra straordinaria che ci ha già battuto in Coppa Italia, che ci ha battuto 3 volte, ma sempre negli ultimi 5 minuti di partita, con l'aggiunta di Mianni, con profondità del roster, sperando di recuperare Amato, e comunque abbiamo pronti dietro di lui De Angeli che scalpita e altri ragazzi giovani pronti a giocare. Credo che per Napoli sarebbe un avversario molto molto difficile da battere. Dopodiché, se mi permettete, io sempre lo dico con un po' di imbarazzo, questo è il mio 4º anno in Serie A2 con 3 squadre diverse, perché il 5º anno purtroppo non lo completai con Fortitudo a causa dei problemi fisici piuttosto importanti, e sono 3 finali con 3 squadre diverse e una semifinale persa in gara 5 a Trieste contro il Fortitudo. Quindi me lo dico da solo, abbiamo fatto un lavoro discreto, ma in questo caso me lo dico da solo, ho fatto un lavoro discreto. Grande festa a Buia per celebrare la